Siamo di nuovo qui a Gemona, sempre con il formaggio della latteria di Campolessi, che ha vinto il primo premio al concorso regionale dei formaggi di Gemona, all'azienda agriturismo Londero, dove vengono lavorati e preparati i prodotti dell'orto dell'azienda. Questa azienda ha una particolarità, che è anche una fattoria sociale dove accoglie persone con delle fragilità che collaborano nell'attività di produzione e trasformazione dei prodotti. Ecco, in questo momento abbiamo davanti a noi questa zucca, questa particolarissima zucca cedrina, da cui si ottiene la composta con la quale andremo ad abbinare il formaggio per l'assaggio. Abbiamo di fronte a noi due prodotti particolarmente genuini, con pochissimi ingredienti. Per quanto riguarda il formaggio, latte, sale e caglio per ottenere questo gioiello caseario. È un prodotto di 2 mesi di stagionatura, con aromi che provengono dal territorio grazie ai fieni e agli alimenti che vengono utilizzati nell'alimentazione delle bovine e al latte che esse producono. Il latte viene trasformato giornalmente in caseificio e è stagionato direttamente nella latteria. Esso presenta caratteristiche di aromi lattici, in particolare di panna e burro. La composta con cui lo andiamo a abbinare è una composta di zucca, cedrina e limone a pochissimi ingredienti: zucca, cedrina, limone e zucchero. E l'acidità di questa composta si amalgama molto bene con l'aroma e la dolcezza del formaggio di latteria di Campolessi. Quindi dopo aver assaggiato la composta con il formaggio della latteria di Campolessi, ci apprestiamo a eseguire un altro assaggio con un'altra specialità del nostro territorio, il frico friabile, sempre prodotto qui all'Agriturismo Londero con il formaggio stagionato della latteria Borgo Paludo di Fagagna. Quindi ci apprestiamo a questo assaggio con la polenta e il frico friabile e croccante. Anche qui potremo notare un gradevole adattamento del gusto fra la forza e l'intensità del frico con la dolcezza e l'acidità della composta. Oltre alla composta di zucca e limone, approfittiamo dell'occasione anche per assaggiare la composta di cipolla, un altro prodotto dell'azienda agricola Agriturismo Londero di Gemona. Anche questa la assaggeremo con il frico friabile croccante. La classica azienda agricola ereditata dal papà. Il papà è stato orticoltore, è stato allevatore, ha avuto varie esperienze nella sua vita, poi ci siamo ritrovati con questo stabile e abbiamo deciso di fare un agriturismo. All'inizio è stata molto dura, però poi ci siamo accorti che non funzionava qualcosa in tutta l'attività che avevamo creato. Quel qualcosa era l'armonia. L'armonia, per conquistarla ci vuole fatica e abbiamo deciso di dare una svolta. Questo cosa comporta? Comporta che quando noi mettiamo giù le piantine c'è l'allegria. Quando tu fai la pietanza, che raccogli i pomodori, se li raccogli con una determinata propensione al benessere, devi pensare che poi chi li mangia deve stare bene. Il pomodoro, l'insalata è molto più buona. E noi siamo cambiati così. Siamo cambiati perché vogliamo dare ai nostri ospiti e che viene a pranzare, a cenare da noi, un qualcosa in più. In più noi siamo una fattoria didattica e sociale, lavoriamo molto sul sociale. Abbiamo delle persone che hanno difficoltà, che collaborano con noi. Le nostre pietanze alle volte sono un po' particolari perché al mattino ti alzi, vieni qua a casa nostra, l'azienda, e vedi che ci sono il tarassaco in fiore. Allora cosa fai? Raccogli il tarassaco, lo impani, lo friggi e nel piatto il cliente si trova il tarassaco fritto. Questi sono i nostri piatti, i piatti del territorio, perché noi vogliamo vendere il nostro territorio. Sì, non è altro, che devi far vedere quello che fai, perché la nostra lotta è quella di fare il frico di patate senza niente, senza cipolla, senza. Però abbiamo la soddisfazione che tanta gente torna
e mangia il nostro frigo di patate semplice, perché una volta così era. Non ci avete visto in viso perché vogliamo raccontarvi le tradizioni del nostro territorio senza protagonismo da parte nostra.